Per Sportisili siamo con Mister Pagano. Mister, partita al Cardeo Palma, questo 1-0 all'ultimo, quasi al 90esimo, insomma, nei tempi di recupero. Raccontaci com'è nata l'azione, cioè raccontaci un po' più che altro la preparazione della partita e poi come sei arrivato a questo, cioè perché al 95esimo, cosa dimostra il Bagheria vuole questi 3 punti con grande decisione? Innanzitutto non è stato al 95esimo, abbiamo segnato se non erro a 2, 3, 4 minuti dalla fine, comunque siamo sempre lì, è una squadra che ci ha creduto fino alla fine e quindi sono contento, sono partite complicate, abbiamo avuto l'opportunità di sbloccarla nel primo tempo durante la gara, poi è chiaro che quando non la sblocchi la squadra avversaria prende coraggio, prende coscienza. L'Alcamo era una signora squadra che ha giocato a calcio, ha un bravo allenatore che conosco, che fa giocare le sue squadre bene e così hanno fatto. Una partita tirata, sicuramente c'è stata l'azione che ha fatto Cristian Ferrara, ha fatto un'accelerazione veramente da grande giocatore. Alla fine, non avendo Stassi fuori e Morana fuori, era difficile. Oggi ho cercato di inventare le punte, poi alla fine ho messo lui lì proprio per cercare di avere lui una delle sue sgroppate in accelerazione, e così è stato. Da una sua accelerazione è nato poi il gol. Sono contento che il gol l'abbia fatto Toto Bonanno, che io stimo tantissimo come giocatore, però per alcune vicissitudini, una volta per un motivo, una volta per un altro, forse lui si sente poco importante per la nostra squadra, ma non è così, gliel'ho detto durante la settimana e le settimane precedenti, quindi sono contento che lui appena entrato ha portato questi 3 punti e che prenda coraggio anche lui, che è importante per noi come tutti gli altri. Ancora un'altra domanda, giusto l'ultima e poi ti lasciamo. In termini di classifica, Bagheria si distacca dal pari merito con la Palmonval. Siamo su 38 punti se non vado errato. Insomma, raccontaci a questo punto gli obiettivi stagionali. Noi non ci siamo mai nascosti, abbiamo un sogno che lo vogliamo fare diventare realtà, quello di centrare i playoff. Io avevo detto all'inizio che le prime 5-6 partite delineavano le squadre che ambivano a questo importante obiettivo e così è stato. Infatti ora siamo a metà del girone di ritorno e la classifica è molto delineata, e quindi c'è bagarre. Oggi, se i risultati sono confermati, il Marsala ha perso a Partinico, quindi siamo a 5 punti dalla quinta, ma domenica andiamo a Marsala, significa che il campionato non è mai chiuso. Ogni domenica ci saranno scontri diretti, ancora col San Giovanni Gemini, col Marsala, col Piana. Ce la dobbiamo giocare, è duro perché la classifica sembra corta ma non è così. 2 settimane fa eravamo a 4 punti dalla Palma, ma poi abbiamo perso lì e adesso siamo a pari punti, così come il San Giovanni Gemini. Sono tutte squadre attrezzatissime, sappiamo le difficoltà che incontreremo a giocare contro queste squadre, però ce la metteremo tutta, il lavoro settimanale alla lunga paga e daremo battaglia anche noi fino alla fine. È brutto perché una di queste 6 squadre, anche se penso che San Vito e San Giorgio sono le accreditate a lottare per la vittoria del campionato, la Palmonval stessa secondo me ha avuto qualche problema di squalifiche, Carioto, erano le squadre più attrezzate per vincere questo campionato. Le altre, diciamo, forse in termini di aspettative eravamo non interessati ad arrivare ai playoff e non alla vittoria del campionato. Sarà bagarre fino alla fine, noi ci crediamo, vogliamo centrare uno di questi 5 posti e ci impegneremo per farlo.